Un caloroso saluto al pubblico di Telefriuli, buona domenica, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con lo sguardo dell'anima. La puntata di oggi cade esattamente alla vigilia della giornata internazionale della donna, una ricorrenza significativa, densa di valore, soprattutto in un momento come quello di oggi in cui la società è ancora pesantemente segnata dalla disparità di genere tra uomini e donne. Disparità che si traduce in molti modi, a partire da una disparità di accesso al mondo del lavoro, di possibilità di carriera e ancora in un significativo divario salariale che ancora nel 2021 tra uomini e donne segna un meno 16% del salario medio in Europa delle donne rispetto a quello degli uomini. Ancora le radici di questo fenomeno sono antiche, molto profonde, difficili da estirpare, che affondano in una concezione ancora patriarcale della società e della famiglia. Infatti anche all'interno della famiglia che si riverbera questa disparità. Non dimentichiamo che ancora oggi gran parte del lavoro di cura, dunque l'accudimento di bambini, anziani e malati, è in gran parte sulle spalle delle donne. Una condizione questa che durante la pandemia è stata esacerbata. Basta un dato a fare una fotografia di quel che accade. Pensate che stando all'Istat nel solo mese di dicembre 2020 sono andati in fumo 101.000 posti di lavoro. Ebbene, di questi 99.000 erano posti occupati dalle donne, dunque il divario è davvero grande. C'è poi il tema della violenza di genere che è stato appesantito appunto dalla situazione determinata dal Covid, insomma davvero tantissimi aspetti, e per recuperare un motto femminista se non ora quando, è questo davvero il momento, con l'arrivo dei fondi del Recovery Fund, per pensare di colmare finalmente questo divario in maniera efficace e dare la possibilità a questa società di crescere davvero e svilupparsi in maniera più equa. Parleremo di tutto questo, di molto altro, anche della donna nella Chiesa, e insieme a me naturalmente non può che esserci Don Daniele Antonello. Don Daniele, buongiorno, buona domenica. Eccomi Anna, buona domenica a te, buona domenica a tutti i telespettatori e telespettatrici di Telefriuli. Hai visto, proprio per questa domenica ho deciso di rimanere un pochino per colmare più un basso. po' il divario Sì, tra l'altezze, uomini tra e le donne. altezze. Bene, una buona domenica. Devo dire un argomento davvero molto, molto bello, molto interessante e curioso sotto tanti punti di vista. Ma a questo punto forse la domanda importante è di quella della domenica. Dove ti ho portato, cara Anna? Racconta anche ai nostri telespettatori dove mi hai portato. Ti ho portato a Gemona, però lo facciamo raccontare alla provinciale che abbiamo qui con noi, Suor Stefania Bandiera. Ciao Suor Stefania. Ciao Don Daniele. Allora, ci racconti te dove siamo arrivati? Beh, qui siamo a Gemona del Friuli, in casa madre delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Qui si trovano le suore che per tanti anni hanno dato servizio, hanno fatto il loro servizio nelle piccole comunità. Quindi si ritrovano insieme, stanno insieme per pregare, per condividere la vita fraterna. Tra l'altro siamo anche in un luogo davvero significativo in questo tempo di pandemia, visto che purtroppo in questi mesi avete avuto davvero tanti lutti, e quindi grazie per questa ospitalità. È bello poterci sentire vicini a voi nella preghiera, naturalmente nelle nostre comunità cristiane, però anche ecco, il fatto che voi ci ospitiate quest'oggi diventa davvero significativo anche per noi. E allora, a proposito del tema che vogliamo sviluppare, quello della donna sotto tanti punti di vista, vogliamo innanzitutto inquadrare il tema, e lo facciamo con la clip del nostro Giovanni Lesa. Mimose e mascherine. La giornata internazionale della donna 2021 risentirà inevitabilmente della pandemia, iniziata esattamente un anno fa. Che valore dare a questa giornata? Da una parte c'è la forte consapevolezza che nella lotta al Covid il settore sanitario ha fatto leva su una preponderante e capace presenza femminile. Al contempo, però, è drammatico il modo in cui gli effetti della pandemia hanno inciso in maniera più profonda nella vita delle donne, a partire dalle ricadute economiche negative fino all'aumento vertiginoso della violenza domestica. La ricerca condotta da Ipsos per WeWorld, presentata lo scorso 4 marzo, evidenzia come in tutte le fasce di età e in modo uniforme sul territorio nazionale
circa una donna su due dichiara una diminuzione delle entrate economiche che va dal 20% fino a oltre il 50%. Le fasce più colpite sono quelle delle giovani donne tra i 25 e i 34 anni e quelle tra i 45 e i 54 anni. Insomma, in quest'ultimo anno le donne si sono spese come non mai nel servizio alla società, ma hanno anche pagato le maggiori conseguenze. E nella Chiesa? Il ruolo della donna, da sempre diverso da quello dell'uomo, è il fondamento di intere comunità. Si pensi all'opera delle suore, delle catechiste e delle volontarie della carità, silenziose e laboriose colonne di ogni comunità cristiana. Il ruolo femminile è anche al centro delle riflessioni di Papa Francesco. Oltre alle diverse nomine femminili in seno agli organismi vaticani, ultima in ordine di tempo è la modifica al codice di diritto canonico per l'ammissione delle donne ai ministeri del lettorato e dell'accolitato. Che valore ha la Giornata Internazionale della Donna in questo anno di pandemia? Grazie al nostro Giovanni Lesa che ha introdotto questo tema davvero molto interessante in questa domenica. Cara Anna, siamo entrati dentro il convento delle Suore Francescane del Sacro Cuore di Gesù qui a Gemona. Guarda che angoli davvero spettacolari. Angoli di cui possono godere anche i nostri telespettatori da casa, dunque un'occasione importante per far conoscere ogni domenica un pezzettino diverso del nostro Friuli. Decisamente. Allora abbiamo il primo intervento, la prima intervista di quest'oggi, certo, vero? Visto che siamo a Gemona abbiamo pensato di chiedere un intervento a una scrittrice gemonese, Ilaria Tuti, che proprio nei suoi romanzi, penso alla saga di Teresa Battaglia e nel romanzo sulle portatrici carni che Fiore di Roccia, dà davvero molto spazio alle donne, non solo comprimari della storia, ma da protagoniste. E allora guardiamo la nostra intervista che abbiamo preparato. Teresa Battaglia e Agata Primus. I tuoi romanzi hanno sempre protagonisti femminili, anche quando sono ambientati in tempi in cui il ruolo maschile era particolarmente dominante. Perché questa scelta? Il ruolo maschile è da sempre preponderante e se dovessimo utilizzarlo come unico metro di misura, le donne avrebbero sempre il ruolo di comprimarie, al massimo di coprotagoniste. Non è così. La vicenda, per esempio, delle portatrici carniche che ho narrato, seppur romanzandola in Fiore di Roccia, lo dimostra. Le donne sono sempre state a fianco degli uomini, né indietro né avanti, a fianco. Hanno contribuito a fare la storia, chissà quante altre vicende come quelle delle nostre portatrici carniche friulane sono ancora da scoprire e in questo senso la narrativa, la letteratura può aiutarci a ristabilire un piano di parità, di giustizia, diciamo nella narrazione dell'umanità, della storia dell'umanità. Più di 20 anni fa è stato siglato un protocollo d'intesa tra le pari opportunità e gli editori, per esempio, partendo dal fatto che nei libri di testo, nei manuali studiati a scuola dai nostri ragazzi, la presenza femminile è limitatissima, anche dove ce ne sarebbe molto da raccontare. E questo protocollo si prefigge proprio di ristabilire l'equilibrio nella narrazione della storia, perché è importante riconoscere ciò che è stato fatto, è importante che la presenza femminile nella nostra storia non vada dimenticata. Da scrittrice, i tuoi attrezzi del mestiere sono le parole. E proprio le parole sono spesso utilizzate in modo violento contro altre persone, in particolare contro le donne, anche di recente. Ma in che modo, viceversa, il linguaggio può essere il primo strumento di rispetto per la donna? Mi è rimasta impressa una riflessione del professor Umberto Galimberti, proprio a proposito del linguaggio delle parole. Noi pensiamo in base al numero di parole che conosciamo e mi viene da dire anche in base alla qualità delle parole che conosciamo. È il vocabolario che possediamo a dar forma e ricchezza e sfumature ai nostri pensieri, quindi è fondamentale anche nell'approccio alla questione femminile, ma anche a tante altre questioni riguardanti le minoranze o categorie
più fragili e in difficoltà. Le sfumature servono tantissimo a comprendere l'altro, a parlare il linguaggio dell'altro e di chi abbiamo davanti. Mi ha colpito molto un dato di un osservatorio che si occupa di violenza sulla donna, e questo osservatorio ha notato che i picchi di violenza sulle donne avvengono in concomitanza subito dopo al cosiddetto sciame digitale, di post di odio nei confronti della categoria femminile, che tra tutte le categorie oggetto di insulti, di odio, di violenza verbale è quella più colpita, si parla del 49%. Quindi si pensa proprio che questo aizzare un po' la folla sui vari social possa contribuire, dove la situazione è già fragile e compromessa, a muovere la mano di chi colpisce, del carnefice nei confronti delle vittime, ed è terribile. A tuo avviso, in che modo la cultura e la letteratura in particolare può aiutare a valorizzare nella società le caratteristiche e i talenti che solo le donne possono dare? La letteratura assorbe gli umori del mondo, la letteratura racconta l'essere umano, e quindi l'essere umano può vedersi rispecchiato in un libro, nelle storie degli altri, nel bene e nel male, e quando è nel male può decidere che quello che vede non gli piace, può decidere di correggerlo. Quindi la letteratura, la narrativa sono importantissime soprattutto per le nuove generazioni, che hanno ancora un lungo cammino da fare, su cui io ripongo grandissima speranza, e che quindi dobbiamo aiutare ad approcciarsi tantissimo e molto presto alla lettura. E allora rientriamo proprio qui nel convento di Gemona, ci troviamo insieme a Manuela Barbina, che è animatrice e catechista dei giovani delle superiori di Gemona. Ciao e buona domenica. Buona domenica a tutti, buongiorno. Allora, un tuo sguardo su questo tempo, nel mondo giovanile, qual è il sentore in merito alla disparità che colpiscono le ragazze e le donne in generale? Allora, proviamo a fare un quadro di quella che è la situazione nella nostra collaborazione pastorale, cioè sapendo che dovevo parlarvi di questo mi sono anche un po' informata, e posso dirvi che le ragazze, le giovani donne, le mamme che ho intervistato anch'io a mia volta per prepararmi a questa intervista, mi hanno detto che sono consapevoli del loro ruolo e che non hanno più i timori che magari potevano avere un tempo le nostre nonne o alcune mamme ancora, per esempio quelle della mia fascia d'età, delle mamme con un retaggio culturale e storico in cui la disparità tra uomini e donne era evidente, insomma. Adesso invece sono tutte più coraggiose, non hanno più questi timori, hanno la consapevolezza di poter fare tanto e lo fanno molto volentieri, non hanno veramente scrupoli nel mettersi in gioco, e hanno tante risorse, tanta energia e tanta voglia di fare. E se vengono, diciamo, a sapere che ci sono delle disparità, delle disuguaglianze, sanno anche intervenire nel modo giusto, senza arrabbiarsi, ma hanno dei modi di fare che appianano, diciamo, queste disuguaglianze. È una cosa molto positiva, quindi è un quadro bello quello che abbiamo qui. Per dirvi, ci sono anche rappresentate donne di veramente varietà, perché ci sono ragazze che appena fatta la cresima si attivano e fanno tantissime cose nelle parrocchie, ci sono mamme che nonostante portino avanti il discorso famiglia o lavoro, anche lì non si tirano mai indietro, e signore di una certa età che sono instancabili, e quindi veramente tante risorse e tanta positività. In effetti parlavi di risorse e raccontavi appunto anche proprio tutto quello che è il mondo femminile nelle nostre parrocchie, e davvero possiamo dire che insomma le nostre parrocchie vivono proprio di questo. Pensiamo soltanto al contesto dell'evangelizzazione, quindi della catechesi e dell'aspetto riguardante la Caritas, per esempio. Ecco, grazie a Manuela per essere intervenuta e per essere venuta con noi. Noi a questo punto ci fermiamo un attimo per la pubblicità e tra poco ritorneremo qui su Telefriuli.
Eccoci di nuovo in trasmissione, siamo allo Sguardo dell'Anima e la puntata di oggi è dedicata alla giornata internazionale della donna. Insieme a me c'è di nuovo Suor Stefania Bandiera. Suor Stefania, buongiorno, buona domenica. Ecco, il vostro istituto religioso, nato a Gemona, però è diffuso davvero in tutto il mondo. Ecco, qual è il vostro carisma e in quante suore siete? Beh, già il nostro nome dice tutto: suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Francescane perché abbiamo la spiritualità di San Francesco d'Assisi, missionarie perché la nostra fondatrice e il nostro fondatore hanno voluto proprio essere nel mondo, portare l'annuncio nel mondo, quindi il nome proprio stesso c'è. Poi del Sacro Cuore perché noi attingiamo tutta la nostra spiritualità nel Sacro Cuore di Gesù, nel cuore di Gesù, che sappiamo che è il cuore dell'amore, il cuore che dona, il cuore che dà tutto per gli altri. È nato nel 1861 e pensate che la prima missione è stata, la prima apertura, la prima casa è stata in America, negli Stati Uniti, poi a Costantinopoli e poi successivamente sono state aperte le comunità qui in Italia. Quindi siamo missionarie e anche il nostro spirito è quello di aiutare ed educare le ragazzine a quel tempo, e adesso abbiamo anche delle scuole, quindi siamo anche così, diamo dei valori attraverso la scuola. Ecco, il fronte dell'educazione è davvero e anche fondamentale. nella pastorale parrocchiale. Certo, lo ha già detto Don Daniele Antonello all'inizio, nei mesi scorsi il vostro convento è stato duramente colpito dal Covid, sono scomparse appunto 17 vostre consorelle. Ognuno di loro ha lasciato dei ricordi profondissimi in Friuli, lo testimonia veramente l'abbraccio corale che vi è stato dato. Ecco, queste suore lavoravano nelle comunità, ecco quanto è importante il lavoro delle suore e delle donne in generale, perché c'è anche il laicato all'interno delle comunità cristiane. Beh, la mia esperienza è stata soprattutto nelle piccole comunità dove la suora, ma prima di tutto la donna, ha dato un volto nuovo alle comunità, perché mi sono resa conto nella mia attività che l'ascolto era la priorità. Poi tutto il resto, cioè il servizio che noi facevamo e facciamo nelle comunità, è quello che dà il contorno, però la presenza significativa è quello dell'ascolto, di accogliere, di stare vicino a queste persone, perché ci sono tante persone che hanno bisogno di ascolto, e questo noi come donne siamo portate a essere materne, a essere disponibili, ad accogliere le persone che hanno bisogno, ecco. Questo davvero non da poco all'interno di una comunità come dentro una famiglia. Grazie davvero di cuore a Suor Stefania Bandiera per essere stata con noi. Noi continuiamo nell'indagare questo universo femminile. Insieme a noi c'è Suor Francesca Fiorin, come vedete giovane suora francescana missionaria del Sacro Cuore di Gemona. Suor Francesca, benvenuta a Lo Sguardo dell'Anima. Dunque, la vita religiosa attira ancora le ragazze nel nostro tempo? Beh, il centro e il fondamento della vita religiosa è seguire Gesù, e Gesù attira sempre, quindi questo non smette di esserci. Poi ciò che può ancora attirare della vita religiosa è sicuramente la vita fraterna, questa condivisione di persone che non si sono scelte e che mettono in comune 1000 diversità per un grande impegno. E poi sicuramente il carisma missionario, non intendendo solo le missioni estere, sicuramente anche quelle, ma missione veramente ovunque ci troviamo. Poi certamente l'immaginario va purificato da tanti stereotipi, però la vita religiosa continua ad essere un dono nella Chiesa e per l'umanità. Stereotipi che purtroppo appunto affliggono molti aspetti della società. Ecco, lo scorso 11 gennaio Papa Francesco ha modificato il diritto canonico, dunque la legge della Chiesa, dando la possibilità di assegnare gli ordini minori del lettorato e dell'accolitato anche alle donne. Che significato ha questo gesto? Io credo che Papa Francesco si sia inserito nella scia dei suoi grandi predecessori nel riconoscere la presenza preziosa delle donne nella Chiesa, e di fatto ufficializza un servizio che già in molte comunità viene svolto dalle donne. Credo sia una grossa opportunità per
tornare a dare il vero, il grande valore di questi ministeri e anche per curarne la preparazione e la formazione. Facciamo un salto nell'attualità. Ha fatto il giro del mondo pochi giorni fa la foto di una suora in Myanmar che si è inginocchiata davanti ai militari per impedire che sparassero sui giovani manifestanti. Un gesto indubbiamente di disobbedienza civile ma anche di grande protezione materna. Ecco, in che modo una suora può essere una madre? Beh, facendo proprio riferimento a questo evento, credo che questa suora abbia mostrato il coraggio di cui si ritrovano dotate tutte le madri a tutte le latitudini. Lei ha protetto sicuramente i giovani, ma credo abbia protetto dal male, forse anche inconsapevole, che quegli uomini stavano per compiere. Mamme credo si possa essere proprio nella quotidianità, iniziando ad accompagnare, a stare col tempo, a custodire le vite che incontriamo. La cifra che accomuna chi ha il dono della maternità fisica e anche di quella spirituale è comunque dare la vita, accompagnando all'esperienza della vita le persone che si incontrano. Grazie davvero di cuore per essere stata con noi, Suor Francesca. Parole molto importanti: coraggio, accoglienza e vita, le parole che contraddistinguono appunto le donne. E ora adesso torniamo con Don Daniele. Eccomi qua, cara Anna, però oggi spetta a me farti le domande, invertiamo le parti. Parte non facile per me perché sono abituata a fare le domande, ma insomma proviamoci per oggi. Sì, dai, una domanda facile, insomma mica tanto a dire la verità. Allora, il Covid ha ampliato la disparità di genere, in particolare l'abbiamo sentito, l'hai raccontato te anche all'inizio della nostra puntata, nel mondo del lavoro, soprattutto nella gestione della famiglia. Ecco, di che cosa c'è bisogno secondo te per riequilibrare questa disparità? Naturalmente anche al di là della pandemia, però questa può diventare davvero un'occasione. Ribadisco, è una domanda complicata, ma ci proviamo. Proprio come dicevamo all'inizio, come ho detto anche io, ora o mai più, nel senso che arrivano dei fondi significativi e vanno impiegati nella maniera migliore. La risposta che va data è molto articolata. Innanzitutto serve indubbiamente un welfare che sia capace di sostenere le famiglie, se davvero le famiglie sono ancora, la famiglia è ancora un valore, dunque sostenere la donna nel lavoro di cura che abbiamo visto ancora in gran parte sulle sue spalle. Poi serve svecchiare i modelli di lavoro, modelli organizzativi che nel nostro paese sono ancora anacronistici e davvero obsoleti. Serve quindi dare spazio alla creatività e allo spirito di impresa delle donne. Le donne hanno delle bellissime idee, però anche qui c'è una disparità significativa, ad esempio nell'accesso al credito, quindi bisogna fare in modo che queste idee possano essere messe in campo. E poi serve che appunto questi fondi del recovery vengano vincolati per l'abbattimento di questa disparità. E poi serve tanta cultura della parità che deve innervare la società e le famiglie. Solo allora potremo parlare di un cambio di passo. Ecco, sono temi davvero complicati anche per certi versi, perché appunto riguardano appunto la nostra società, però insomma davvero questa può diventare un'opportunità importante, molto importante proprio per il nostro futuro. Noi siamo qui al convento di Gemona e devo dire che proprio per la parità di genere, per me parroco anche diventa fondamentale avere delle figure femminili come le suore. Cioè io dove mi sono trovato a vivere da parroco veramente sento la necessità di avere questo aspetto materno all'interno della Chiesa e delle nostre parrocchie, per cui ecco, grazie anche all'ospitalità che ci hanno dato le suore francescane. Siamo a conclusione della nostra puntata. Siamo a conclusione, quindi anche in questo aspetto appunto abbiamo l'importanza, la valorizzazione delle donne anche appunto all'interno della Chiesa, anche in ruoli decisionali che diventano importanti, e quindi donne come protagoniste. Quindi davvero grazie di cuore al nostro pubblico, una buona domenica e ora passiamo la parola alla Santa Messa. Buona domenica.